Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questa nuova live di Reni Retro, quarto episodio, siamo arrivati a quota 4, quarto episodio, giovedì 12 gennaio 2023, sono le 10:11. Buongiorno a tutti e benvenuti. Allora, dobbiamo andare avanti con, a sfogliare insieme un altro volume dell'opera abilmente realizzata dall'amico Giuseppe di edicola8bit.com. ok? Guardate, qui ho messo questo che poi vedremo in un secondo momento che cos'è. Questo non c'entra niente con edicola 8bit, non c'entra nulla con special program eccetera. Io vado a ritogliere un'altra volta tutta questi cartoni. Allora, riassunto delle puntate precedenti, volume 1, vi faccio vedere questo e questo era il volume 1, riassunto delle puntate precedenti. Volume 2, eccolo qui, volume 2 come riassunto degli episodi precedenti. Volume 3, abbiamo visto ieri, lo so, è una maratona, ma qui sono 600 pagine per ogni volume, quello che quando sono così grandi noi li chiamiamo tomi, per ogni tomo, è un'enciclopedia questa praticamente. Enciclopedia in 6 volumi di Special Program by edicola8bit.com. ok? Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per andare ad acquistare quest'opera, ok? In descrizione del video. Allora, oggi siamo arrivati tomo volume 4, siamo arrivati al volume 4, eccolo qui, sempre profuma di nuovo, di appena stampato. Anche questo qui è un po' tutto colorato, come vedete, vedete? 3D, non è 3D. Comunque, questo è il tomo volume 4, ok? Quindi special program, rifacciamo un piccolo riepilogo. Come all'inizio di ogni puntata, Special Program era una rivista mensile che usciva negli anni 80, era un volumetto con allegata una cassetta. La cassetta conteneva dei giochi per Commodore 64 e Spectrum 48K. ok? Sul volumetto erano pressoché spiegati a grandi linee i giochi. Sul volumetto c'era un'immagine del gioco, c'era scritto se il joystick andava in porta 1 o in porta 2, se c'erano dei tasti sulla tastiera da premere per giocare a quel determinato gioco, e nient'altro. Insomma, poi c'era qualche recensione di qualcosa che usciva all'epoca. Allora, qui c'è sempre l'indice, sempre stessa storia, lato A C64 in arancione, lato B Spectrum 48K in blu, e poi la copertina, eccola qui, Special Program. I giochi sono tutti fast loading biturbo. Vi ho già spiegato che questo biturbo non era altro che un primo tentativo di creare WinZip, cioè di compressione dei dati. Qui c'è sempre la pagina pubblicitaria, l'incantesimo. Cercano collaboratori per MSX, mi raccomando, scrivetegli. Ovviamente non hanno email, bisogna scrivergli cartaceo col francobollo. Scrivete una bella lettera a mano, mi raccomando, o massimo permesso con l'MPS 803 del Commodore 64. E qui ci andiamo a vedere, io lo sfoglio per voi come ho fatto anche ieri, anche se anche oggi ho un'altra sorpresa. Ieri abbiamo visto un dataset compatibile
per caricare questi giochi. Oh, qui hanno cambiato un po' l'impaginazione, vedete, prima era orizzontale, c'erano un gioco Spectrum e un gioco Commodore 64, adesso ci stanno per orizzontale, e poi tra l'altro sono cambiati i colori, vedete, prima era arancione Commodore 64 ed era un blu un po' più scuro per lo Spectrum, quindi hanno cambiato un po' l'impaginazione. Rollaway, Cubs, però diciamo le informazioni, vedete qui c'è scritto il joystick in porta 2, c'è la breve descrizione del gioco e l'immagine del gioco, quindi diciamo hanno soltanto cambiato l'impaginazione, da verticale l'hanno fatta orizzontale. Tra l'altro qui io già avevo il disk drive, quindi molti di questi io li vedo per la prima volta, tra l'altro, vedete, questa è la pubblicità di Special Play Games, ok? Oh, anche quest'opera, devo dire, le scansioni perfette. Adesso ve ne faccio vedere qualcuna, come esempio, ecco, guardate queste scansioni perfette, e anche la stampa è di ottima qualità, ok? Quindi diciamo che per fare un tuffo nel passato è spettacolare. Guardate, quando qui si disegnava tantissimo sulle riviste, all'epoca cominciavano a uscire anche le prime fanzine di cartoni animati, che erano più o meno fatte come queste mini riviste, chiamiamole di computer, perché sì, sono videogiochi, però all'epoca il Commodore 64, lo Spectrum, vedete, erano degli home computer che potevano fare molto, ma molto di più. Quindi, tra l'altro, con tutte le schede aggiuntive, il Commodore 64 nella storia ha fatto molto di più. C'è chi al giorno d'oggi ancora con una semplice interfaccina ancora ci controlla le temperature dei frigoriferi per l'HCCP. Tanto quello non deve fare altro che andare a leggere un dato che gli viene fornito dal termometro, dal lettore di temperatura che sta nel frigorifero, andare a leggere questo dato e metterlo dentro un file, che, come vi ho detto, i file sequenziali e i file relativi, i REL, i SEC, eccetera, erano dei veri e propri database, quindi potevano essere utilizzati per memorizzare dei dati all'interno del floppy, in questo caso. Hit e Parade, 30 giochi. Vedete la rubrica Vendo, compro, cerco, trovo, sempre presente e sempre piena e fitta di annunci. Vedete la qualità? La qualità anche di questi moduli. Questi erano i moduli per andare a inserire un annuncio all'interno di Special Program, ok? Nella rubrica Vendo, compro, cerco, trovo. Siamo a pagina 1758. Allora, sospendiamo un attimo di sfogliare questa splendida opera, e vi voglio far vedere. Eccola qui, io sono andato a prendere le cassette di mia moglie del Commodore 64. Guardate un po' qui che c'ho. Questa è un'altra rivista che usciva in edicola, Byte Games, ok? Questo era il lato A per Commodore 64 e 128 e il lato B per Commodore 16. Non so se si legge. Vedete, questa è un'altra rivista che usciva sempre in quegli anni, Byte, vedete, questa è la cassettina, Byte numero 31, e le cassettine erano così, guardate, questa è pure bella lunga, questa almeno sarà da 60, almeno, poi dipende dallo spessore del nastro. Qui ci sono elencati tutti i giochi che sono presenti, ovviamente quelli che c'era scritto... lo so, ciao Vincenzo, benvenuto, diamo il benvenuto anche a Giuseppe di Edicola 8-bit che è con noi su YouTube. Allora, le mie collezioni sono molteplici, vedete, così, Byte Games numero 31, ok? Sono appassionato ancora di tutte queste cose. Guardate questa è Game 2000, la cassetta originale. Ok, quindi lato A Commodore 64 128, lato B Spectrum 48 e Spectrum 48 Plus, ok,
e qui ci sono l'elenco dei giochi. Allora andiamo a vedere la cassettina dentro com'era, numero 21, Game 2000, questo è il lato B e questo è il lato A. Game 2000, vedete, gira su C64, C128, Spectrum 48K e Spectrum Plus. Vedete, come vi ho detto nel corso, mentre uscivano queste riviste, ovviamente l'informatica faceva passi da gigante, quindi cominciavano ad uscire altri computer oltre a quelli per cui loro facevano i giochi. Fortunatamente il Commodore 128, per esempio, modalità Go64, era al 95% compatibile con tutto il software del Commodore 64. E così lo ZX Spectrum Plus era, quello mi sa che proprio al 100% compatibile con tutto il software dello Spectrum 48K del fratello minore. Ok, andiamo avanti, guardate un po', Logica 2000 numero 32, guardate come erano fatte anche queste copertine per le cassette, erano fatte benissimo, vedete, quelli sono integrati. Andiamo a vedere la cassetta, lo so, sono tanti anni che non vengono aperte. Guardate, Logica 2000 numero 32, e queste sono quasi sicuro che le trovate sul sito di Edicola 8 bit, dampate dall'amico Giuseppe. Ha fatto un lavorone, perché ognuna di queste per essere dampata ci vuole un sacco di tempo, perché prima metti questa in play normale, a velocità normale, non è che possiamo mettere super velocità e dampare a velocità maggiore per fare il file .tap che poi viene letto da tutti gli emulatori, no, a velocità normale. Per assurdo, diciamo, cioè è pure normale che passare un floppy in formato D64 ci vuole molto meno tempo di passare una cassetta da edicola sul computer, sul PC, diciamo, quindi sì, no, lo so che tu ce l'hai tutte, mi sa che già ce l'hai tutte. Guardate, i Magnifici 7 numero 17. Vediamo se manca qualcosa, ma secondo me non manca niente. Ecco, questo era sempre della serie arancione Commodore 64. Questa era una collana che usciva solo per Commodore 64, ok? E questi erano tutti, diciamo, giochi solo ed esclusivamente per Commodore 64. Vi faccio vedere questa qui, guardate, questa si apriva, guardate, addirittura in 3, come quelle che ha fatto lui, ma adesso andiamo a vedere su quello che ha fatto Giuseppe sulla sua opera Special Program. Vedete com'è questa, i Magnifici 7, guardate, ciao Willy, benvenuto. Sto facendo vedere anche qualche cassettina, queste sono quelle di mia moglie, perché le mie, come ho detto, sono andate a finire al mio vicino di casa. Guardate, ora vi faccio vedere, ne prendo una a caso, eccola, numero 55, eccola, questa andava tagliata e poi piegata lungo le parti tratteggiate e diventava come quella che vi ho fatto vedere, ok? Questa è la copertina in particolare di Special Program cassetta numero 55. Ok, andiamo avanti. Super Game 2000 C64 e 128, nuova serie numero 1. Tra l'altro, ecco, questa è proprio la numero 1, vedete? Questa, se non sbaglio, mi sa che neanche ce l'aveva il volumetto allegato, perché era tutto quanto qua, guardate. Questo era il volumetto allegato sommario, venivano spiegati i giochi. Queste venivano vendute, mi sa, direttamente così le cassettine, Qua sono tutti spiegati i giochi, vedete? Guardate quante pagine che sono. E questo sta all'interno della cassetta stessa, vedete? Tra l'altro i giochi non erano tantissimi, Bolle bolle, che sarà? Bubble bubble? Bolle bolle? Pallanuoto, Stratego, Eliseus. E vedete, questa è la grandezza esatta per andare qui dentro, ok? E poi qui dentro ci si metteva la cassettina,
vedete? È Commodore 64 100. Chissà se funzionano ancora queste cassettine, io non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Comunque, qui c'ho soltanto un volumetto senza cassettina. Vedete 8.000 lire, io vi dicevo che queste riviste costavano 7-8.000 lire, 9.000 lire a seconda, ma non di più, non arrivavano a 10.000 lire. E qui finalmente sveliamo il prezzo di quanto costavano questi mensili, queste riviste mensili. Tra l'altro questi sono 10 nuovissimi giochi solo per Commodore 64 e 128. Ok? Qua c'è Cobra Cobra, Top, Secret, manuale in italiano, e il manuale è questo qui sempre, questo è, vedete? Lo possiamo anche sfogliare leggermente insieme, ma il manuale sempre questo è. E dietro poi ci sono, vedete, gli arretrati addirittura. No, ma questo è il numero 14. Sì, questi sono gli arretrati. Vediamo un po' se qui, sì, iniziano qui, vedete? Gli arretrati addirittura, tutto scritto in miniatura. Qui ci sono per scrivere sia i record e sia i giri, penso, perché sono due colonne, quindi su uno ci potevano scrivere dove iniziava il gioco e sull'altro ci si poteva scrivere il record che uno aveva fatto, e questi sono i manuali. Comunque andiamo avanti a sfogliare l'opera, mamma mia quanto pesa, l'opera di Giuseppe, volume 4 di Special Program. Allora, vedete i giochi sono aumentati, tra l'altro qui 26 giochi, 26 giochi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 13, 26. Quindi erano 13 giochi per 64, 13 giochi per lo ZX Spectrum. Andiamo a vedere come cambiavano. Vedete, la grafica comincia, soprattutto per Commodore 64, che è questo, comincia a migliorare, perché i programmatori cominciano a sfruttare meglio le potenzialità grafiche e sonore del Commodore 64. Guardate Barner, anche Barner, ma stessa cosa dicasi sotto per lo Spectrum, piano piano cominciano a sfruttare sempre meglio le capacità hardware delle macchine e quindi cominciano a fare dei giochi sempre migliori. Ovviamente piano piano la cassetta comincia a stare stretta, Sette e di gamma avevano solo il libretto inserito nel box della cassetta, solo una rivista aveva le pagine formato grande, settimana games, poi qualche supplemento. Devo dire che i giochi erano belli e selezioni pari con la SIPE, ok, quindi al pari della casa editrice di Special Program, insomma. Allora guardate American Billiards, c'era anche il biliardo. Una cosa che c'è da dire, che qui ovviamente appare subito lampante, è che per Commodore 64 prima, poi anche per Amiga, ma perché no, anche per PlayStation, ma per PlayStation poi piano piano il numero dei giochi diminuiva, però aumentava enormemente la qualità di ogni singolo gioco. Però per 64 c'erano giochi di tutti i tipi, qualunque cosa ti veniva in mente c'era il gioco associato, anzi tante volte ce n'era più di uno, quindi guardate addirittura 007 Car per Spectrum, 007 Car, vedete? Voi date sempre un'occhiata alla qualità della stampa, io vi faccio vedere quello che c'è scritto, che aver selezionato questi giochi non è opera di Giuseppe. Giuseppe è andato a pulire tutti i volumi, quelli che vi ho fatto vedere adesso, pure lì, sono tutti, vedete, un po' piegati, rovinati. Sarebbe dovuta venire una scansione, vedete, tutta rovinata qui intorno. Diciamo, la scansione, se io scansiono questo, non viene come queste, assolutamente. Bisogna metterci le mani in post produzione, si dice, quindi dopo averle scansionate, per poterle pulire e rendere di nuovo poi stampabili con un colore uniforme, senza imperfezioni, vedete? Allora, poi qualche supplemento, devo dire, erano belli giochi, 26 giochi era il numero con la maglietta, una volta l'anno mettevano nel periodo estivo la maglietta
e più giochi, poi ritornavano con 20 giochi per C64 e Spectrum 48. Quindi la maglietta sicuramente era una maglietta a maniche corte, e chissà chi ce l'ha, se ce la farà mai vedere. Manhunter. Ma vedete come è disegnato bene pure questo? Cominciamo veramente a sfruttare le potenzialità grafiche anche con una singola immagine del Commodore 64, guardate. Cioè, cominciamo a capire che il Commodore 64 poteva fare anche molto di più, ma guardate comunque la qualità della stampa e il fatto che è tutta pulita questa immagine. Cioè, è veramente un'opera degna di nota. Questi poi erano disegni che anche per me hanno fatto la storia. Cioè magari erano di ragazzi che si mettevano lì, facevano il disegno, lo mandavano alla rivista, giusto perché così ti pubblicavano e tu potevi dire: oh, sono stato pubblicato su Special Program. E qui sempre la rubrica vendo, compro, cerco, trovo, che è sempre presente in tutti i numeri. Vedete poi qui sempre anche la cover della cassetta numero 56, e di qua 20 giochi, e andiamo a vedere. Ovviamente da adesso in poi hanno mantenuto il formato orizzontale, vedete? 1, 2, 3, 4 sono i giochi, quindi C64 Spectrum, C64 Spectrum, quindi sempre quel formato hanno mantenuto. Il bello è che riuscivano sempre a mettere un numero pari di giochi, cioè che ne so, 10 C64 e 10 Spectrum, quindi i giochi recensiti erano per tanti sistemi. La cosa strana è che non scrivevano spesso su quale sistema girava, era generico. Allora, eh sì, quando facevano una recensione, sì. Crazy Robot, guarda, Exotic Attack, Operation Wolf, questo ha fatto la storia. Guarda, questo è quasi, tra virgolette, si può considerare un poster, diciamo, questa immagine così. Operation Wolf. Guardate. Molto spesso, e questo si vede benissimo, guardate, questo non è un errore di scansione di Giuseppe, molto spesso venivano fatte le foto al monitor, al televisore, per catturare un'immagine del gioco, vedete? E questo si vedono le righe orizzontali del monitor tubo catodico, perché all'epoca ricordiamoci che ai monitor non esistevano gli LCD, non esistevano i plasma, tutto a tubo catodico, diciamo. Generalmente il tubo catodico se la comandava, lo faceva da padrone, poi piano piano si sono inventati il plasma e i primi LCD retroilluminati a neon, retroilluminati con delle lampade che poi avevano un inverter che spesso si rompeva. Alla fine siamo arrivati al giorno di oggi, dove i televisori sono retroilluminati a LED, quindi consumano sempre di meno, i LED si rompono sempre di meno, e quindi Laser Squad, ma io rimango basito. Vedete, questo pure qua si vede, questa non è un'imperfezione della scansione, questo era che fare una foto a un televisore a tubo catodico, venivano tutte queste righe che si vedono qua. Quindi se voi vi comprate la rivista poi lo vedete meglio, il che fa capire come all'epoca si doveva arrangiare, non c'era la possibilità di fare un catturo schermo, un salvaschermo e trasformarlo in digitale. Sì, c'era la Final Cartridge che questo te lo permetteva di fare, di salvare poi il file in formato koalapad, però diciamo era molto macchinoso e quindi si preferiva, era molto più rapido fare una foto allo schermo con la macchina fotografica, direttamente una foto allo schermo, e non era neanche facile perché non c'erano le macchinette digitali, quindi bisognava stare attento alla sensibilità della pellicola, alla velocità dell'otturatore, perché sennò veniva o troppo chiara o troppo scura e quindi non si capiva niente e non c'avevi il modo di vederla immediatamente, dovevi poi andare a sviluppare il rollino. Guardate che
Sembra facile fare tutto questo, ma non era facile, perché al giorno d'oggi noi pensiamo, vabbè, prendi il telefonino, fai una foto al monitor, ti viene perfetta, vai, pubblichi, scrivi, copi, incolli. Ma che copi, incolli? Da dove? Non c'erano altre fonti? Cioè, quello che è stato fatto in quest'opera, diciamo in questi volumi e negli altri come questi, è un'opera enorme, perché non era tutto semplice come può sembrare al giorno di oggi. Ok? Guardate. Cioè, guardate come sono pulite queste immagini, guardate la scritta. Cioè, queste pagine sono perfette, cioè non hanno un difetto, guardate. Guardate queste immagini che io vi faccio vedere con la telecamera. Non so se la mia telecamera, io sto trasmettendo in HD normale a 720, quindi non so se riesce. Guardate questa per esempio, guardate queste scritte, io ve la avvicino, non so se riesce a tenere il fuoco. Guardate questa F. Non c'è un'imperfezione, la B. BMX Freestyle. Questo pure ci ho giocato parecchio. Era pure per Spectrum, C'era un gioco simile per Spectrum, un gioco simile per Commodore 64. Ok, facciamo un'altra pausa. Siamo arrivati a pagina 1825 e vi faccio vedere qualche altra cosa. Allora, guardate qui, addirittura c'è stato inserito una banconota di qualcosa. Le banconote del mondo. Figuriamoci. Guardate, questo è le banconote del mondo, è un regalo con il sole 24 ore. Vabbè. Allora, andiamo a vedere pure questo. I Magnifici 7 numero 24. E dietro ovviamente non ci doveva essere scritto niente perché uno la doveva tagliare. E quindi c'era la scritta Magnifici 7, Magnifici 7, Magnifici 7. E questo è tagliato. Numero 24, sempre per CBM 64 solamente. Questa cassetta è di, e qui ci si bisognava mettere nome, cognome, città, così dice se te la perdi te la riportano e te ne riportano 50 le cassette. Vedete? Questa era già più breve come durata. Comunque ci voleva sempre un sacco di tempo per caricare i giochi del Commodore 64 da cassetta, un'altra che forse pochi conosceranno, Trainer Games, 7 videogames per Commodore 64, Trainer Games. Questa pure era solo ed esclusivamente per Commodore 64. Vedete, questo è il numero 6, Trainer Games. Vedete? Trainer Games numero 6, e qua ci sono la lista dei giochi presenti. Purtroppo la telecamera non mette a fuoco, non ci interessa, noi andiamo avanti. All Balls C64 e 128. Come vedete ce n'erano tante di riviste dedicate solo al C64 e al 128. Ok, qui c'era baseball, golf, pallacanestro, tennis, squash, poi c'era football americano, bowling, pallanuoto, calcio difesa, portiere. Qui c'era questa cassetta. Questa cassetta viene fornita al corredo di un manuale per i possessori di computer Commodore 64 e contiene giochi e programmi originali la cui riproduzione è vietata. Sì, loro invece non l'hanno riprodotto, no. Vabbè, riprodurre questa cassetta è vietato, quindi mi raccomando ragazzi, non la riproduciamo. Allora, altra collana che usciva sempre per il nostro Commodore 64 e per lo Spectrum 48K era Poche, 14 videogiochi per lo Spectrum 48K e il C64 128, sono 7 al lato A, 7 al lato B. Qui ovviamente vedete la lista dei giochi, come sempre, vedete, e la cassetta si presentava così: 48K, CBM 64 e 128.
veniva aggiunto il 128 perché, come abbiamo detto, il 128 modalità Go 64 era compatibile con questi giochi. Ok? Quindi un'altra cosa che dovevano fare, ovviamente, prima di mettere in giro migliaia, perché queste venivano vendute in tutta Italia, migliaia di queste cassette, dovevano provarle sia sul 64 che sul 128. Ok? Quindi loro le davano compatibili. Andiamo avanti. Allora vado veloce perché giusto se vedo qualcosa di veramente, ecco, Forgotten Worlds. Qui ovviamente questi giochi cominciavano a uscire anche per Amiga, ok? Forgotten Worlds uscì per Amiga. Guardate che bello. Cominciavano ad uscire dei giochi molto 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 belli per Amiga. Piano piano che passavano gli anni, i giochi erano sempre più belli. Sempre più belli. Typhoon Thompson. Battlehawks. Guardate ovviamente la grafica come cambia. Cioè, e guardate comunque questo è una scansione a sfondo rosso. Guardate, perfetta, non c'ha un'imperfezione. Guardate, pure questo aereo così, nero, perfetto, non c'ha un'imperfezione. Veramente un'opera degna di nota, guardate. Io ve li faccio vedere così, ma link in descrizione, approfittatene e andateli a prendere questi 6 volumi che vi sto facendo vedere in live. Guardate che belli, cioè veramente cioè la grafica migliora sempre di più, sempre di più. Vendo, compro, cerco, trovo da tutte le parti. Andiamo, anno 7, vedete questo, altri 20 giochi. Choppy, Neuropat, Mountain Bikes, Massacre, Skid, Rainbow Island, bellissimo questo gioco, era un floppy per Amiga, uscì dopo Bubble Bubble, Rainbow Island, ebbe un discreto successo questo gioco, molto molto bello, molto veloce da giocare, con una grafica molto molto colorata. All'epoca cominciavano ad andare molto i colori perché le macchine cominciavano ad avere più colori. Già il Commodore 64 aveva 8 più 8 con 16 colori, diciamo. Poi l'Amiga si presentò con 4096 all'inizio, 65.000 poi, si inventarono l'AGA, poi i PC arrivarono con la VGA con 17 milioni di colori e quindi i colori venivano molto più usati nei videogiochi, cosa che prima non avevano a disposizione tanti colori, quindi non si potevano creare tantissime sfumature. Tra l'altro, se tu utilizzavi un certo numero di colori per lo sprite, cioè per il personaggio, poi te ne rimanevano pochi per gli sfondi e per il resto del gioco, insomma. E questo è Paperboy. Paperboy era il gioco di un consegnatore di giornali che in bicicletta doveva tirare i giornali ai rispettivi abbonati, quindi nelle rispettive case, doveva evitare tanti ostacoli, doveva non far andare il giornale nei posti sbagliati, insomma era diciamo la simulazione di un consegnatore di giornale. Ok? Guardate questi altri giochi. Ma guardate che c'è veramente qui sempre rubrica vendo, compro, cerco, trovo alla fine di ogni volumetto. Mamma mia che opera, ragazzi, è un'opera enorme. Formula One, a questo ci ho giocato un sacco sia da solo, singolo schermo, che con mio fratello. Guardate questa quando tu giocavi in due si divideva in due lo schermo sopra e sotto, bisognava stare attenti alle ruote che si consumavano se andavi troppo laterale alla pista,
e poi le dovevi cambiare. Quindi era un gioco fatto molto molto bene per l'epoca. E quindi Airant, vedete, questo è seguita un aeroplano, Airant. Comunque non ve li sto facendo vedere tutti perché sarebbe un'impresa. Cioè, veramente, vi sto facendo vedere più che altro le recensioni Mister Eli. Questa è la cosa. Sì, l'elicottero, esatto, le avventure dell'elicottero. Shinobi. Shinobi è il primo di due giochi che ebbe un sacco di successo. Poi ci fu quello col cane, mi pare si chiamava Shadow Dancer, che aveva il cane, che molti associano come Shinobi 2, perché era molto simile a Shinobi, il protagonista era disegnato in modo molto simile a questo, e quindi Shadow Dancer è un po' considerato il seguito di Shinobi, ok? E Shinobi appunto è diciamo la missione di questo ragazzo, di questo sprite, per andare poi quadro per quadro a completare la missione. Foft, andiamo avanti. The New Zealand Story, questa sarà la versione per lo Spectrum, vado a pensare. New Zealand Story, altro gioco molto molto di molto molto successo, ragazzi, The New Zealand Story, soprattutto su Amiga. Su Amiga ebbe un successo enorme The New Zealand Story. Io vado avanti, ok. Siamo arrivati qui alla recensione. Tasker, anche Tasker ebbe un grande successo. Guardate che questi ne Shinobi un'altra volta, questo è Shinobi per un'altra piattaforma. Ah, poi no, dopo Shinobi che già vi ho fatto vedere, Meat, un altro gioco che ebbe un successone su Amiga, Meat. E qui avete ovviamente una breve recensione, diciamo breve, ci sono delle colonne, diciamo queste sono, sì, sono una colonna, diciamo due colonne, perché qui è scritto, vedete, l'inizio di una colonna, poi sotto continua e c'è quest'altra parte qui. Quindi Meat, una descrizione del gioco Meat. Ok, io direi, vedete, Gli Intoccabili, altro gioco che ebbe un successone, The Untouchable, altro gioco che ebbe un successone, multipiattaforma, anche questo uscì anche su Amiga. Personal Nightmare, ok, fermiamoci qui, siamo a pagina 2000 pagine, 2000. Andiamo avanti, vi voglio far vedere qualche altra cassetta. Allora, andiamo a vedere Hit Parade. Allora, ovviamente Hit Parade poteva essere considerata come la Hit Parade musicale. Diciamo, la Hit Parade era quella che usciva su TV sui 3 canzoni, dei 45 giri e dei 33 più venduti, degli LP. Ma c'era pure l'Hit Parade dei giochi, perché no? E allora Hit Parade è questa cassetta qua, piena zeppa dei giochi. Allora, poggiamo qua. Qui c'è, ovviamente manca il volumetto, vedete, sempre stessa edizione Special Play Gamer, che c'è la pubblicità, i magnifici set, eccetera. E qui ci sono i giochi. Sono tutti per Commodore 64, come vedete qui ci sono scritti tutti i giri da dove cominciavano. Ovviamente i giri ognuno in base al proprio registratore ce l'aveva diversi. Se io prestavo questa cassetta a un amico che aveva un registratore diverso dal mio, un modello diverso dal mio, ovviamente questi giri non corrispondevano, ok? Quindi c'è da dire anche questo, che si poteva tranquillamente mettere sui dataset invece che i giri i secondi, e così quelli erano universali, il secondo è universalmente riconosciuto, è un'unità di misura universale, e quindi, che ne so, io devo mandare avanti di 127 secondi, mandavi avanti e quello che contava non erano i giri del nastro ma erano i secondi, ok? Allora a quel punto sarebbe stata una cosa migliore, però forse
era un po' più complicato farlo. Ok, andiamo avanti con Logica 2000 numero 8, Logica 2000 numero 8. Questa è una scritta un po' infelice, avrei scritto nero invece che bianco su grigio chiaro, oppure avrei usato un grigio più scuro di sottofondo, di sfondo. Vabbè, è stata una scelta fatta così. Vedete, questo era il cartoncino. Vedete? Logica 2000, la cassetta originale, eccola qui, scritta in gialla su nero, già si legge bene. E queste pure le scritte sotto sono nere, cioè sono bianche su sfondo nero, e quindi si legge molto molto bene. Andiamo a vedere un'altra cassetta di un'altra collana che era Draw, 10 giochi per Commodore 64 e 128, 5 al lato A, 5 al lato B, 5 di su, 5 di giù. Qui non so se la telecamera riesce a farvelo leggere. Sì, a matita ci sono scritti i giri di dove cominciava ogni gioco. Ok? Draw Games numero 4, e qui c'è la lista dei giochi. Draw Games numero 4, ragazzi, Draw Games. E noi adesso continuiamo. Vabbè, andiamo avanti, voglio far vedere questa qui, aspetta. Queste erano delle cassette che si trovano anche nei negozi di giocattoli. C'era un'area dedicata, queste erano le cassette del gruppo editoriale Jackson. Come devo metterla così? Gruppo editoriale Jackson JS Compilation Commodore C64. Questa è una compilation fatta dal gruppo editoriale Jackson. Io alla gruppo editoriale Jackson gli mandai un paio di programmi che tra l'altro mi ricordo che uno solo venne pubblicato, ma non mi ricordo dove, su quale rivista, non lo so, non mi ricordo. E uno però venne pubblicato, e però la gruppo editoriale Jackson ha fatto tanto genericamente per i computer. Il gruppo editoriale Jackson trattava tutti i tipi di computer, quindi ha fatto anche dei manuali. Il gruppo editoriale Jackson era una casa editrice molto molto importante e grande. Ok, andiamo avanti con il tomo di Giuseppe. Ok, allora fatemi vedere che altro c'è. Andiamo avanti, vendo, compro, cerco, trovo. Vediamo un po', qui hanno levato la ricerca super e meglio. Siamo d'accordo che noi tutto ciò che super è meglio sembra una battuta. Guardate però qui che scelta infelice, usare un marrone scuro di sfondo con una scritta nera. Comunque si legge molto bene, perché la stampa e la pulizia che ha fatto Giuseppe rende leggibile anche una scritta nera su sfondo verde scuro. Vedete che si legge tutto: Future Wars e Grand Prix Master, la dicono lunga sull'argomento, cioè si legge tutto lo stesso. Però secondo me è una scelta infelice di chi ha fatto poi questa rivista a usare un carattere così scuro su sfondo scuro. Oh, questo è il vero Commando. Il gioco Commando era questo. E Commando su Commodore 64. Guardate, io ho giocato tantissimo sia a Commando che a Rambo 2. Rambo 2 me lo portò la Befana, non mi ricordo in che anno, però mi ricordo che quell'anno mi portò la Befana, Rambo 2 e Zorro. Rimasi un po' deluso, poi piano piano giocandolo, perché io quella notte mi svegliai molto prima, mi pare che erano le 4 di notte, scesi giù, trovai i dolci, le cose e queste due cassette. Capirai, mi si è aperto un mondo. Io in camera mia ce l'avevo il Commodore 64, alle 4 di notte ho acceso e ho caricato Zorro. C'aveva la musichetta molto accattivante, però c'era sto pupazzetto che doveva andare a prendere il fazzoletto sopra era messo in alto su una casa che ti dovevi arrampicare per andarla a prendere. Vabbè, quindi non mi piacque tantissimo lì per lì.
poi spento, riacceso il Commodore 64, carico Rambo e lì ho fatto le meglio partite perché Rambo 2 era qualcosa di spettacolare con tutte le varie armi che tu trovavi lungo il percorso, ma dai su e quindi Commando era molto simile, soltanto che mentre no, pure Rambo andavi verso l'alto, quindi pure questo andavi verso l'alto, quindi a scorrimento verso l'alto. Molto 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 bello sia Rambo che Commando, li ho finiti tutti e due ovviamente. Future Wars, pure questo è molto bello. Vedete come io vi racconto Super Wonder Boy, questo è il gioco preferito di mia moglie. Super Wonder Boy in Monsters Land. Che questo è Super Wonder Boy, sì, vedi, tu Monsters Land. Era molto molto bello. Poi c'è Bomber, vedete, Bomber, possono mancare sempre i giochi di aerei che sganci bombe, fai, dici. Allora, Trailer in Rete, vendo, compro, cerco, trovo, Special Play Games, cercano sempre collaboratori. Ma l'hanno trovati questi collaboratori per MSX? Allora, Doremi Chip, Rock and Roll. Come vedete c'è, vedi, Mega Watchmen. Questo sicuramente è la pubblicità di qualcosa che ti permetteva di avere un televisore portatile. Mega Watchmen della Sony, tra l'altro. Guardate che roba. Chisakaku, bellissimo anche questo come gioco di macchine. Guardate, questa era la grafica del gioco, che poi per far vedere il movimento o facevano muovere i paletti laterali oppure dovevano fare l'asfalto a righe, in modo che le righe alternandosi ti davano la sensazione del movimento, perché sennò non c'era modo di renderlo il movimento. Vedete, tante volte se non ci si riusciva si faceva la strada tutta di un fondo, però lateralmente alla strada si usava sempre la stessa tecnica per simulare il movimento. Guardate che non è tutto semplice quello che vediamo. Ninja Warriors, pure per far sembrare una strada che si muove, non è semplicissimo. I programmatori ci hanno lavorato parecchio sopra per dare la sensazione poi che acceleravi, che rallentavi. Non è immediato tutto questo. Ecco, questo è Ninja Warriors, guardate che grafica, ragazzi. E noi ogni volta che ci arrivava un gioco nuovo, la cosa principale era: ma com'è de grafica? Perché la grafica era molto molto importante all'epoca, anche il sonoro, per carità, però soprattutto la grafica. Qui che cosa ci hanno recensito? Oh, il primo SimCity, da cui poi è nato The Sims, è nato un po' tutto. Questo è SimCity, il primo SimCity. Oh ragazzi, ma guarda, forse una cosa, Giuseppe, se sei ancora collegato, mi dici dov'è che posso vedere le date di questi volumetti, di quando sono usciti, perché non mi ricordo se ci sono le date qua. Eccolo. No, questo è l'indirizzo. Sì, no, questa è l'autorizzazione del 2684. Questa è l'autorizzazione al Tribunale di Milano. 2684. Questa è l'autorizzazione della rivista mensile. Non si legge. Non si legge di quando è questa rivista. Giugno 90. No, come no? Periodo mensile giugno 90. C'è scritto, scusate, non l'avevo visto. Vedete, Special Program numero 66, periodico mensile, giugno 1990. C'è scritto tutto. La seconda di copertina c'ha ragione, perfetto, c'è scritto tutto. Quindi qui siamo negli anni 90, quando diciamo era già uscita l'Amiga, e diciamo il Commodore 64 era proprio alla grande, se la comandava alla grande. Vedete pure le pubblicità delle videocassette a 23.000 lire, Lambada, il corso completo per ballare la lambada, dancando lambada. Eccola qui.
E qui andiamo luglio-agosto 90. No, adesso appunto voglio andare avanti, aspettate, andiamo avanti un po' più veloce. Ecco, qui sempre lambata la pubblicità. It came from the desert. Questo pure sua amica quanto successo ebbe. It came from the desert. Bellissimo, bellissimo. Oh, che belle scansioni, guarda. Guardate queste scansioni come sono pulite, come sono belle. Perfette, veramente. Veramente, veramente belle. Black Tiger, Black Tiger, X Out, X Out. Io li conosco tutti sti giochi. Vedete, questo è X Out. Vi faccio vedere pure come hanno scritto il titolo del gioco. X Out, X Out, sempre scorrimento orizzontale. Un gioco, chiamiamolo così, spaziale. Videocassetta VHS, vacanze in Spagna. Torero olè. Vedete, cominciano ad esserci le pubblicità anche delle videocassette, perché nelle case poi piano piano cominciano ad essere presenti anche i videoregistratori, quindi le videocassette VHS si abbassano di prezzo perché cominciano a vendere di più. La Disney comincia a sfornare tutti i suoi classici in videocassetta, così come la Disney anche la Universal, tutte le case cinematografiche cominciano a far uscire i propri film in edicola o anche nei negozi di dischi, che prima vendevano solo dischi e cassette, ok? Poi cominciavano a vendere dischi, cassette, videocassette, insomma cominciava, diciamo, il diffondersi di tutto ciò che era multimediale, ok? Quindi multimediali potevano essere considerati i giochi, potevano essere considerati i dischi, le cassette, potevano essere considerate le videocassette, ok? Fortunatamente ancora non aveva preso il CD-ROM, quindi qui nel 90 si cominciavano a vedere, diciamo, i primi lettori CD-ROM. Oh, guardate che bello, gli scacchi, come già vi ho fatto vedere quell'altro, avevamo visto Noges Master, Colossus Chess. Questo è un altro gioco, non so questo qual è, perché quando il chip fa scacco matto, però volevo vedere come si chiama. Ah, questo è Gary Kasparov Chess. Gary Kasparov fu un grandissimo giocatore di scacchi che fu in grado di sconfiggere il grandissimo computer progettato e realizzato solo per giocare a scacchi che si chiamava Deep Blue, ok? Gary Kasparov, dopo aver perso, diciamo, una partita, mi pare, ne vinse due, perché già con quella partita che aveva perso, aveva volutamente perso, per capire quali erano le tecniche che erano state inserite nel programma del computer. A quel punto, una volta capite le mosse, fu facile per lui andare ad ingannare un computer progettato e realizzato solo per giocare a scacchi. Tra l'altro i computer cosa hanno in più rispetto alla mente umana? Hanno il fatto che possono giocare la partita migliaia di volte a ogni secondo che passa, ok? Perché il gioco degli scacchi è così bello perché è vario, cioè la risposta ad una mossa possono essere tantissime, e quindi soprattutto all'inizio della partita. Quindi, diciamo, il computer cerca di giocare più volte la partita vedendo la mossa dell'avversario, però sono talmente tante che poi non tutte riescono ad essere analizzate, e quindi eccolo lì che un abile giocatore di scacchi umano ha quell'inventiva in più, quel qualcosa in più che il computer poi non riesce ad avere, e quindi il computer perse contro Gary Kasparov. Vedete, questo è il gioco di scacchi. La maggior parte dei giochi di scacchi erano così, però a me piaceva giocare anche in 3D con la scacchiera in questa visuale così, ok? Visuale in profondità e in 3D con la prospettiva. E comunque grazie anche a Giuseppe un'altra volta, perché guardate, sta scacchiera sembra vera, cioè è tutto pulito qua, la stampa è tutta pulita. Mamma mia come ci tengo a sti volumetti, non potete capire. Escape from the Planet, vabbè, questi erano sempre giochi un po' di guerriglia urbana, ma vista in chiave extraterrestri, diciamo così. Allora, io direi di fare un'ulteriore ultima pausa, 2182.
Andiamoci a vedere le ultime cassette. Queste sono Super C64, tra l'altro numero 1, vedete? Queste sono proprio le numero 1, 10 giochi con le spiegazioni per Commodore 64. Vedete? E questa anche è una di quelle, come diceva Giuseppe, che innanzitutto 8.000 lire, vedete? 8.000 lire 8.000, non mette a fuoco, quasi lire 8.000. Veniva inserito tutto dentro questo volumetto. Amici lettori, quindi c'era pure l'editoriale, la redazione. È possibile che, malgrado tutti i nostri accurati controlli tecnici, qualche cassetta possa risultare difettosa. In tal caso vi preghiamo di restituire la cassetta al nostro indirizzo. Vi verrà immediatamente sostituita gratuitamente. Grazie per la preziosa collaborazione e la direzione. Comunque qui c'erano sempre analizzati i giochi, spiegati i giochi e poi scritto se andavano con i joystick, tasti utilizzati, joystick in porta 2 necessario, quindi era necessario il joystick. E vedete, sono tutte pagine questa volta scritte per lungo, diciamo, vedete? Sotto l'inferno, scontro frontale, sentite che nomi, guardate, addirittura joystick in porta 2 opzionale, il pistolero, ragazzi, il pistolero, arma totale, super elicottero, oh dai su, sono nomi. Ritorno al futuro, verme. E qui c'era per scrivere i record e anche per scrivere i giri volendo, ok, questo era Super C64. Mettiamo a posto, vediamo Super Game 2000, Super Game 2000, sempre C64 128, questa è la numero 11, sempre 8.000 lire, manuale in italiano di 10 nuovissimi giochi. E qui sempre il volumetto era sempre questo è il volumetto, vedete, senza che ve lo faccio rivedere. Un altro, sempre della Super Game 2000 c'è anche il numero 15, Super Game 2000 numero 15, manuale in italiano di 10 nuovissimi giochi. E qua andiamo a vedere qualcosa che è pubblicizzato anche su questo volume, cioè Special Play Games numero 20. Special Play Games 20 giochi numero 18, scusate. E questo ovviamente, vedete, arancione, blu, arancione, blu, arancione, blu, arancione, blu. Che forza ragazzi, vedete? Sempre solito, diciamo, pezzo di carta da mettere nella cassetta. È arrivato fino ai giorni nostri. Special Play Games numero 18, si chiudeva tutto quanto e diventava, diciamo, a forma, vedete, la cassetta poi veniva messa qui dentro, così, e poi questo si può mettere tutto quanto qui dentro. Chiudevamo e noi avevamo la nostra bella cassetta che si poteva mettere o dentro un portacassette, tutte messe così, tanto c'era scritto sulla costina, oppure su uno scaffale, tutte una accanto all'altra messe così, ok? Quindi diciamo, qua c'ho un Turbo Games gusto lungo che non so che vuol dire, questa non c'ho proprio idea, forse Giuseppe ci può dire qualcosa di più su questa cassetta. Turbo Games gusto lungo, ma che roba è sta roba? Sì, è per Commodore 64, c'è scritto grosso come una casa. Comunque, Turbo Games gusto lungo, Turbo Games gusto lungo. Non so, è rosa sta cassetta, è rosa molto scuro, un rosa molto scuro, la telecamera non riesce a rendere questo colore. Comunque, non lo so. Poi c'è i Magnifici 7 numero 8, che spettacolo che erano questi. E dentro c'è Super Game 2000, quindi non è quella, purtroppo. Super Game 2000 che era quello là che abbiamo incontrato, era questo per caso? Sì, Super Game 2000 numero 14, ecco. Allora leviamo questo, guardate, questo io l'avevo trovato sfuso, Super Game 2000 numero, qua c'è scritto 14, vedete, numero 14, quindi ho associato a questo qua. Rimetto tutto qua dentro, così questa è riassociata. Però
a sto punto c'ho questa che ci manca la cassetta, i Magnifici 7 numero 8. Questo c'ho il pezzetto di carta senza cassetta, che spettacolo comunque, eh? E poi questa è l'ultima, Nova Games. Ah, gusto lungo, giochi con vite infinite e altro trainer. Ah, e adesso vediamo, visto che Giuseppe ce l'ha nominato, il trainer, allora andiamo a parlare un po' di quello che era un altro aspetto dei giochi piratati, dei giochi che venivano comprati a Porta Portese o dei giochi che giravano nell'underground, diciamo così. Guardate, vi faccio vedere prima questa, così finiamo con le cassette. Parliamo del trainer e delle presentazioni che venivano messe prima dei giochi, ma qua già siamo in periodo floppy, in periodo floppy. Quasi tutti i giochi che venivano, si scambiavano, si vendevano, si acquistavano su floppy, diciamo quelli tra virgolette pirata, quelli copiati, quelli sprotetti, come vogliamo dire, c'avevano all'inizio una bellissima intro. A me piacevano tanto, quasi più le intro dei giochi, con della musica spettacolare, queste scritte che si muovevano quasi sempre in modo sinusoidale o in modo pseudo casuale, facevano tutte delle, insomma sembravano quasi delle titolazioni, ma fatte benissimo. Poi spesso ci stavano sempre degli oggetti 3D come dei cubi, dei parallelepipedi, delle sfere che giravano, ok? E c'era scritto poi sotto tutta la presentazione del, tra virgolette, chiamiamolo pirata, del cracker che aveva diciamo sprotetto quel gioco. Oltre a sproteggerlo, ovviamente veniva messo il trainer. Quando noi vediamo su un gioco, che ne so, che ne so, Interlaser, mettiamo che era un gioco, no? Interlaser, se c'era scritto +2 vuol dire che c'erano, il trainer aveva due opzioni, magari c'era vita infinita e tempo infinito, ok? Poi che ne so, c'erano +5, +8, +16, +16 vuol dire che c'erano 16 trainer diversi da poter inserire, magari perché il gioco aveva diversi livelli di difficoltà e uno poteva andare a disabilitare solo diciamo quella parte del gioco che non riusciva, che ne so, la collisione degli sprite, quindi che ne so, un missile quando ti colpiva non ti distruggeva, quindi al di là delle vite infinite, che nel trainer con le vite infinite il missile ti distruggeva, però tu avevi vite infinite, quindi ricominciavi il livello, però lo potevi iniziare quante volte volevi all'interno della stessa partita. Ok? Se invece tu andavi a disabilitare la collisione degli sprite, il missile ti passava attraverso, non ti prendeva e quindi tu potevi continuare il quadro senza morire mai. Ok? C'erano i giochi a tempo. C'è qualcuno che scrive su Telegram. C'erano i giochi a tempo, quindi tempo illimitato. Ce n'erano tanti di trainer ed erano tutti selezionabili in fase di avvio del gioco. Ok? Che poi questi trainer trasformavano in modalità, diciamo, user friendly, chiamiamolo così, molto semplice da usare all'utente, delle poche, delle sys che venivano date in automatico al programma che poi veniva caricato subito dopo questa schermata introduttiva. Guardate che c'è tanto da dire di quegli anni per chi li ha vissuti come me, ok? Quindi l'abilità anche degli hacker, cracker, non lo so, ICS, erano gli Italian Cracking Service, era un gruppo molto attivo in quegli anni. Italian Cracking Service craccava giochi sia per Commodore 64, per Amiga, diciamo per diverse piattaforme, poi c'era un altro molto famoso, non mi vengono, comunque basta andare a caricare un solo gioco di questi craccati che all'inizio c'è stato ogni gruppo ringraziava tantissimo gli altri, quindi molto spesso queste scritte che vi dicevo che scorrevano sul video erano ringraziamenti anche agli altri gruppi, quindi erano menzionati tutti gli altri gruppi, era qualcosa di, secondo me alla fine era una grande famiglia mondiale e sti giochi passavano tramite rudimentali BBS o per passamano o in qualche modo poi arrivavano
e quindi c'era qualcuno che li distribuiva, li copiava sui banchi di scuola, come ho già detto, si scambiavano, oppure sotto casa si andava, ci si vedeva con l'appassionato del palazzo di fronte, si scambiavano i giochi, insomma era tutta quasi una grande famiglia e una grande, tra virgolette, catena di Sant'Antonio. Io ti do, tu mi dai, e quindi uno cominciava a collezionare tutti questi dischetti, tutti questi floppy. Ok? Andiamo avanti. Alexa, spegni Piantana. Ok, tanto non ci serviva più accesa, visto che c'è. Allora, andiamo avanti, qui. Qui, guardate, questo è Back to the Future. Qui non ci ha messo il numero di pagina. Giuseppe, si è scordato il numero di pagina qua. Qua c'è infatti 227, 2227, 2228. Ritorno al futuro, in quell'epoca come film, ebbe un successone enorme, a tal punto che nel 2023 ancora ci ricordiamo e parliamo di Ritorno al futuro. È considerato una trilogia cult, una trilogia intramontabile, e ovviamente vennero fatti dei videogiochi, e questo diciamo, vediamo un po' se c'è. No, non c'è. Comunque guardate, il gioco era più o meno scritto così e c'avevano a disposizione sia il rosso che il giallo per fare una bellissima scritta come la vedete qui. Eccola qui, Back to the Future, sia su Spectrum che su 64 che su altre piattaforme. Venne fatto anche per Amiga, Back to the Future 2. Qualcosa di spettacolare, stavo vedendo se mi sono scordato qualcosa. Pure Vendetta, questo fu un gioco che ebbe un sacco di successo. Ah già, è nero il numero e non si vede. C'ha ragione. Purtroppo nero su nero non si può vedere. Esatto. Nero su nero non si vede. Perché tra l'altro lo stesso identico nero, essendo un nero tutto uniforme, come vi ho detto, non c'è, non si vede. Infatti nero su nero, vedete che poi subito alla pagina successiva, scritto in nero 2232 c'è, quindi non è una mancanza, ma è la scritta nero su nero e non si vede, giusto? Perfetto. Nero su nero non si può vedere. Andiamo avanti, così finiamo. A Natale regalate l'agenda per il PC. Qui già cominciavano a fare la loro comparsa ai PC, mamma mia, siamo quasi addirittura d'arrivo. Supremacy, pure Supremacy, bellissimo. Supremacy, ok. Cesa HQ, tra l'altro già l'avevamo visto. Questo sarà il porting su un'altra piattaforma, magari Amiga. Adesso voglio vedere Ferrari, il mito da 300 km/h, videocassetta dedicata alla Ferrari. Cominciavano, come vedete, vedi, ordina al numero 02 bla 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 per avere il coso prima che arrivi in edicola, e cominciavano a diffondersi le videocassette VHS. Qui siamo arrivati a gennaio 1991. Fitting. Webber sarebbe Spider-Man. Guardate un po', questo è Webber. Questo era il gioco di Spider-Man e c'era Spider-Man gigantesco. Non so come farvelo vedere senza... Ecco. Forse no. Ecco, vedete, c'è uno Spider-Man gigantesco al lato dello schermo e quello era il gioco di Spider-Man, l'hanno chiamato Webber. Vabbè. Quello era per cambiare nomi, eccetera. F19, Ferrari, un'altra volta pubblicità. Stampanti, arrivano le portatili. Ecco, cominciavano ad arrivare anche, perché ovviamente noi pensiamo sempre ai computer per noi appassionati, ma i computer venivano utilizzati anche da manager e da dipendenti d'azienda per lavoro, ok? E quindi cominciavano a svilupparsi le valigette con dentro dei computer. Non erano computer portatili, attenzione, i computer portatili anche la Epson ci stava lavorando sopra, insomma ci stavano lavorando, ma ancora non c'era
un vero e proprio PC portatile. C'era il trasportabile che era l'SX64, ma era un valigione enorme e tra l'altro non c'aveva la stampante, ma piano piano uno si metteva nella valigetta un computerino, cominciavano a uscire in questi anni i primi schermetti, magari bianco e nero, LCD, ok? Ovviamente con la matrice a punti, erano tra l'altro i computer, se parliamo di PC, erano in MS-DOS, non è che dovevano emulare chissà che, dovevano far vedere le righe di un foglio Excel o le scritte di un documento WordPress, questo facevano vedere, le colonne erano 80 colonne al massimo, non è che c'era tutta questa risoluzione, quindi cominciavano ad uscire questi schermi, chiamiamoli così, LCD, soprattutto bianchi e neri o anche a fosfori gialli, me li ricordo, c'ho qualcosa nell'occhio, mi è andato a finire qualcosa nell'occhio, va bene, e quindi anche le stampanti portatili cominciavano a fare il loro ingresso in campo. Vedete, qua cominciavano ad uscire, questo non so se è una macchina fotografica digitale. Idea semplice, al posto del rullino fotografico un floppy disk. Sì, guardate, le primissime macchine fotografiche digitali. Questa è la pubblicità di una macchinetta fotografica digitale che salvava invece che sul rullino sul floppy disk. Infatti qui dice l'idea è semplice, al posto del rullino fotografico un floppy disk. Aggiungete tutta la tecnologia Canon e otterrete il Canon Ion, la nuova era della fotografia. Le immagini di Ion si possono vedere immediatamente dopo lo scatto su qualsiasi televisore. Se un'immagine non vi interessa si può cancellare e riscattare subito, senza attesa della fase di sviluppo e stampa. C'entrano 50 immagini ad elevata risoluzione su ogni floppy disk. Ok? Qualsiasi presentazione di immagine di utilizzo sia professionale che amatoriale può trarre vantaggi enormi. Guardate se questa non è l'antenata della tecnologia usata oggi nei nostri cellulari. Mamma mia. Ecco come funzionava, guardate. Avevano messo un floppy disk all'interno di una macchina fotografica con un sensore digitale. Mamma mia, qui c'è tutto spiegato, cioè c'è aperto, insomma, si capisce un po' come funziona e qui c'è un po' spiegato. Questo forse lo pubblico solo questo articolo qua, ma giusto per sfizio, faccio le foto e lo voglio pubblicare separatamente da tutto. Vabbè che lo trovate su edicola 8 bit, è inutile andarlo a pubblicare, sta su edicola 8 bit, vi dico su che numero lo trovate, andate su edicola 8 bit e lo trovate lì, quindi vi conviene andare su edicola 8 bit, ecco, sto tornando indietro per andare a vedere che numero è, eccolo, gennaio 91, special programma numero 72 gennaio 91, e vi trovate il prototipo delle macchinette fotografiche digitali. Ok? Dragon Ninja, con Dragon Ninja possiamo anche terminare perché è finito poi qua, ci sono soltanto, come vedete, tutti i retri delle cassette, cioè gli interni delle cassette. Ok, le cassette ve le ho fatte vedere tutte, quindi niente, domani vedremo un altro volume, diciamo siamo arrivati al volume 5, quindi volume 4 visto, volume 3, volume 4, ne mancano 2, ok? Quindi in chiusura di live, questa live è durata un'ora e un quarto, quindi un quarto d'ora in più dell'altra. In chiusura di live vi invito a visitare il sito www.edicola8bit.com per andare a vedere tutte le riviste degli anni 80 che il buon Giuseppe, con l'aiuto di tanti collaboratori, è riuscito a unire in un unico posto, quindi sono tutte belle organizzate le riviste, le collane che uscivano in quegli anni, ok? Quindi andate a visitare il sito edicola8bit.com. Sotto in descrizione di questo video, andate a vedere la descrizione di YouTube, sotto in descrizione di questo video trovate tutti i link per acquistare quest'opera special program divisa in 6 volumi, ok? Quindi lì c'è anche il link per andare a contattare direttamente Giuseppe, ok?
se c'è una telefonata non mi interessa, in arrivo. Allora, poi vi invito a visitare www.classe74.it. Classe74.it è il sito dove potete trovare tanti oggetti in vendita su Amazon, divisi per categorie, divisi per pagine di non facile reperibilità su Amazon, ok? Poi c'è ovviamente, vedete sopra sta passando il mondo dei Lego, lo trovate dentro legolando.it. Ci sono tanti set Lego in vendita su Amazon che trovate lì catalogati. Poi c'è starwarsstore.it, sempre il sito dedicato alla galassia lontana lontana, dedicato al mondo di Star Wars. Ultimo ma non per importanza, renijstore.it è il sito dedicato alla musica. Io sono un appassionato di musica. Su quel sito ho voluto dividere per categorie i giradischi a cinghia dai giradischi a trazione diretta, i CDJ che leggono i CD dai CDJ che leggono solo chiavette e file digitali, chiavette SD, eccetera. Ho messo i mixer, ho messo le console divise tra le console che possono funzionare stand alone, divise dalle console che invece necessitano per forza per funzionare di un computer, quindi sono più dei controller. Ho messo i mobiletti per i computer, cuffie, microfoni, tutto ciò che serve per le dirette. E diciamo, ho messo un po' tutto, le casse attive e passive. Le casse attive sono quelle che non necessitano di un amplificatore perché ce l'hanno integrato e quindi vanno attaccate alla corrente e al segnale, mentre le casse passive necessitano di un amplificatore che trovate nella categoria amplificatori in vendita sempre su Amazon. Ok, detto questo, io vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Sono le 11:27 di questo giovedì 12 gennaio 2023 e quindi io direi che ci possiamo salutare. Sono le 11:20, quasi le 11:30, tardissimo veramente, ma oggi ho cominciato con un po' più tardi, ho cominciato alle 10:15, quindi un po' per organizzare, per andare a trovare pure quelle cassette di tempo l'ho perso, quindi se n'è andato un po' più di tempo. Grazie mille di essere stati con me a tutti quanti, vi invito domani sempre verso le 10, sempre su questi canali. Io vado in diretta su Twitch, Facebook e YouTube contemporaneamente. Su uno di questi canali mi trovate in live, ok? Domani verso le 10. Grazie mille, un saluto a tutti, ciao.